C'è un'aria quasi surreale oggi in via Nerbona a Silea, una tranquillità che stride con il cartello affisso dai carabinieri fuori dall'abitazione di Giovanni Padovan e con le tracce di sangue nella casa accanto, quella del genero Paolo Tamai, 63 anni, ucciso ieri mattina dal suocero 91enne con un colpo di fucile legalmente detenuto. Qualcuno stamane ha legato dei mazzi di fiori sul cancello dell'abitazione della vittima, vicino un'immagine di Gesù. Un ultimo saluto che un amico ha voluto lasciare per dire addio a Tamai. Intanto continua il lavoro della procura. Abbiamo la contestazione di omicidio volontario, il magistrato di turno è andato sul posto, la persona adesso è in carcere con l'accusa appunto di omicidio volontario e adesso cercheremo di svolgere le indagini. Mi pare che sia maturato in un contesto di contrasti abbastanza accesi tra l'autore del reato e la vittima. Domani verrà conferito l'incarico al medico legale per l'autopsia sul corpo di Tamai. Gli inquirenti attendono anche di poter ascoltare la moglie della vittima, nonché figlia del 91enne, ancora ricoverata in ospedale a causa di un malore avvertito subito dopo l'omicidio. Da quanto emerge, genero e suocero ieri mattina avrebbero avuto l'ennesima discussione, sembra per futili motivi, anche se al momento Padovano non ha voluto spiegare le ragioni del gesto. L'anziano si trova in carcere dove domani alle 11:30 ci sarà l'udienza di convalida. Intanto qualcuno si chiede come fosse possibile che un uomo di 91 anni potesse detenere un fucile da caccia. Se l'arma è regolarmente denunciata, detenuta e non ci sono motivi o l'autorità non è a conoscenza di motivi per i quali procedere a un ritiro prudenziale, evidentemente sì, non c'è nessun aspetto di rilevanza penale.